Un caloroso benvenuto a tutti gli amici di mattoscacco.com. Oggi andiamo a vedere come poter inserire dei diagrammi all'interno di un testo, un file di testo o comunque una pagina web qualsiasi. Supponiamo che noi vogliamo andare a, che ne so, ad inserire questa posizione. Noi vogliamo inserire questo diagramma all'interno di un file di testo che può essere Word oppure qualsiasi pagina web, blog, sito, HTML, PHP, eccetera. Allora, praticamente noi dovremmo andare a fare una specie di foto di questa immagine qui. Come possiamo farlo? Allora, dobbiamo andare sulla tastiera e cliccare, o meglio, premere CTRL e il comando Stamp. Questo comando Stamp si trova quasi sempre in alto a destra accanto a F12. CTRL Stamp. Così facendo andiamo a fare una foto di quello che vediamo, si chiama tecnicamente uno screenshot. Ok, riduciamo il tutto ed andiamo ad aprire il programmino Paint. Clicchiamo su CTRL V per copiare quello che noi vediamo. CTRL V di Vicenza. Ora non ci resta altro che andare a ritagliare l'immagine. Quindi andiamo a selezionare i bordi e a ritagliare l'immagine fin quanto non ci va bene. Ecco qua. Il gioco è praticamente fatto. Se vogliamo andare a ritagliare anche il lato sinistro, non dobbiamo altro che fare ruota di 180 gradi e ora possiamo ritagliare anche il lato sinistro che adesso è ruotato. Ripristiniamo l'immagine alla sua posizione iniziale, ruota di 180 gradi e abbiamo qui il nostro bel diagramma. Andiamo a salvarlo, file, salva e lo chiamiamo diagramma. Ecco fatto il nostro diagramma.